Amici vicini e lontani, più lontani che vicini. Amici, ciao. Sono zio Max. Amici, state attenti, state attenti. Oggi parliamo, adesso è arrivato il pacco nuovo da Amazon, Ho ordinato della roba, degli hard disk M2, Abbassiamo un po'. Abbassiamo un po' il volume qua. Amici, adesso guardiamo, State attenti perché queste sono cose molto interessanti, Vediamo cosa c'è. Ukraine. Questo è un case per hard disk M2, che sarebbero poi questi, Sono poi questi, vedete? Avete visto? Questi oppure questi. Lexar, Patriot e Crucial, che adesso la Crucial non so dove ce l'ho. Questo è un Patriot anche lui. Ce n'ho 3 di questi, perché questi vanno a 20 GB di velocità. Invece questi case qua, questo della Sabrent, lo vedete? Questo va a 10 GB di velocità. Dopo si apre qua, qui si infila l'hard dischetto, che sarebbe questo, e dopo ve lo faccio vedere come si fa, state attenti, Salamoni, qualche cavetto speciale, prolungo USB 3. Questo è un altro Patriot da 512, poi ce n'è uno anche da 1 TB, credo. 512, quello da 1 TB, dove sta? Eccolo qua. Questo è da 1 TB. I Patriot vanno bene, Costano poco, rendono molto. Made in Taiwan. Va bene, le prolunghe ce l'ho, questi ce l'ho, questi ce l'ho. Basta. Per il resto siamo a posto. Questo è Orico, questo 40 GB al secondo di velocità di trasferimento dati e lettura, Ogni modo poi le guardate su Amazon le caratteristiche ci sono scritte. Questo le fa la Orico, questo le fa la Ukraine, 20 GB, 1 e 2. Ogni modo poi c'è scritto, Ecco, è scritto qua, vedete? 20. Qua 40 non lo so dove l'hanno scritto su Orico, ogni modo ci sarà scritto anche qui. Bene amici, allora adesso andiamo a montare un hard disk, così vi faccio vedere come si fa, Allora, questo è un Patriot 512. Prendiamo un 512, amici. Voilà. Amici, adesso mi dovrei mettere più vicino qua. Allora, voi aprite il case, che è tutto in alluminio, Questo è tutto in alluminio, Prendete la memoria. La memoria qua ha la doppia, ha il doppio imballo di plastica. Voilà, eccolo qua. Amici, eccola qua. Questi sono gli hard disk M2, Avete visto? Qua sotto ci sono, sotto la scritta ci sono i chip di memoria, Più sì, c'è un altro chip che controlla il flusso dei dati. Ogni modo si fa così, amici, guardate bene, Vedete? Lo spacco, lo vedete? Lì c'è la cosa dello spacco. Fate così, appena inclinati così, vedete? Ecco. Si infila dentro. Se va tutto dentro non lo so, ma ci guarderemo. Se fa un po' fatica a metterlo tutto dentro qui.
Sì. Ah, eccolo qua. Ecco amici, già a posto, Dopo c'è questa piccola levettina qua, non so se si vede, si gira un pochettino così e si ferma l'hard disk. Questo è lo zoccolo e qui c'è l'entrata. Avete visto? Oh, adesso lo zio Mac se lo attacca, così vediamo se funziona. Inizializza. Ora aspetta che vi faccio vedere bene. Allora amici, una volta che avete infilato poi l'hard disk nel suo cavetto, adesso il cavetto va poi lì dietro dove c'è l'uscita USB, anzi USB-C, e automaticamente si apre questo programma che vi dice di inizializzarlo, Sabrent Media, questo qua, perché Sonoma è questo che sta andando adesso, Sonoma, quello Macintosh hard disk, quindi è questo qua, 512,11, vedete? Oh, questo qua va inizializzato, quindi qua sopra c'è scritto inizializz, vedete? Adesso qua è formato IPFS, va bene, questo qua, dopo il nome glielo diamo dopo, adesso lo inizializziamo così vediamo se va bene. Ecco, ha fatto la spunta verde, vuol dire che è tutto ok, avete visto? Facciamo fine, per sicurezza facciamo così. Allora, adesso abbiamo l'hard disk senza nome qua, dopo gli metto il nome, adesso devo vedere che tipo di sistema operativo metterci qua dentro. Ogni modo sono 511,74 giga di spazio nell'hard disk. Niente, adesso qua chiudo per il momento, il nome ce lo possiamo cambiare anche adesso qua se vogliamo. Oh, allora, amici, come avete visto è semplicissimo, Adesso io l'ho spellato, lo stacco, perché a me mi interessava solo sapere se funzionava. Allora amici, questo si chiama Sabrent, questo case qua, in alluminio, dopo logicamente qua in questi casi qua adesso qua io non sto proprio messo bene con la videocamera, amici, in a moment. Allora abbassiamo qua, non sto proprio messo al massimo del Messico, ecco qua. Allora, questo case qua della Sabrent, che costa sui 22-23 euro, non costa tanto questo qua, Si apre qua. Qui c'è il pad termico, ce l'avevo già messo io in precedenza, in modo che il calore lo trasferisce sul pad e dopo viene trasferito qui sulla parte in alluminio sopra, in modo che si raffredda l'hard disk, perché questi scaldano, bisogna stare attento. Questo è un Patriot 512 giga, è un Patriot P320, modello P320. Ogni modo ne ho presi 3, uno da 1 terabyte e 2 da 512, così stiamo a posto. Questo è un Patriot, questo adesso andiamo a vedere questi qua, che adesso ce ne ho parecchi io qua. Vediamo un po', questo qual è? No, questo è un Sabrent. Amici, devo trovare quell'altro hard disk che dovrebbe essere questo qua. No, neanche. Dove è andato a finire? Forse è questo. Ora amici, questo qua Ugreen
Ugren, si vede Ugren? Sì che si vede, eccolo qua. Adesso gli elastichetti l'ho messi perché se lo appoggio qua così non scivola, lo tiene frenato. Questo è un Ugren che si accendono le lucine, vediamo Ecco amici, questo qua è l'Ugren, questo è da 20 gigabytes, quindi questo è molto veloce, quindi va bene un po' per tutto, poi quello da 40 naturalmente è più veloce ancora. Ad ogni modo, questo quando scrivo legge si accendono le luci, praticamente le luci colorate. Quando sta fermo, che non sta facendo niente, la luce diventa tutta bianca intorno all'hard disk. Adesso in questo momento, come vedete, le luci sono RGB colorate, si vede? Avete visto che bello? Ecco questo qua, vediamo un po'. M2 Sequoia ci ho messo. Bene, questo qua sì, è Sequoia, però adesso questo qua l'avevo preso per quale macchina? Sequoia? Per questo? Non lo so mica, non me lo ricordo. Ad ogni modo va bene, questo qua sarebbero questi qua, amici Ugren, sono gli Ugren questi qua, 20 GB, sono tutti in alluminio, hanno le luci RGB, così vedete quando sta scrivendo e sta leggendo, oppure quando sta fermo diventa una luce bianca non colorata, non RGB. Va bene amici, per il momento siamo a posto così. Questo della Orico abbiamo detto è nuovo, devo ancora aprirlo, ma ce n'è un altro già aperto con la sua memoria dentro, con il suo hard disk. Questo 40 GB, questo c'ha la ventolina che raffredda dentro, quindi questo è ancora meglio. E questi qua sono della Orico, anche questi 10 GB, quindi prendete questi qua se volete spendere poco, tanto 10 GB è abbastanza veloce. Certo, 40 se avete le porte da 40 GB, prendete questo qui della Orico. Ad esempio il Mac Mini M2 ha le porte da 40 GB, quindi conviene prendere questo, così c'è il massimo della velocità delle porte. Ricordatevi il cavo, amici, ricordatevi i cavi, perché se vedete un cavo USB-C che trasmette i dati a 10 GB, è inutile che prendete poi un hard disk che va a 20 o 40 GB quando poi avete un cavo che frena tutto, il collo di bottiglia. Quindi state attenti, capito? Va bene? Mi fermo qua, basta così per oggi. Adesso devo fare qualche lavoretto, amici miei. Ok? Bene amici, ci vediamo più in là, Ad ogni modo dopo sì, un giorno farò qualcosa di più dettagliato, Se volete un'ottima memoria, io ne ho già prese 2, vi consiglio questa. Spendete sugli 80 euro e rotti, 85-86 euro, adesso non mi ricordo bene, più o meno stiamo lì. Una memoria della Lexar, che le Samsung ce l'ho, però costano le Samsung, e poi non è detto che siano più veloci della Lexar, quindi prendete la Lexar se volete spendere sugli 88-87 euro, non lo so, una cifra del genere. Amici, ci vediamo, ciao, basta, non mi dilungo, sennò dopo voi non mi seguite come al solito. Ciao amici miei.